Via la cittadinanza al duce, la mozione passa all'unanimità e così il dittatore Mussolini non sarà più cittadino onorario di Valdagno. Succede appunto nel comune del Vicentino, c'è stato un voto del consiglio comunale che ha deciso per la cancellazione dell'onorificenza data a Mussolini nel 1924. Il sindaco Giancarlo Acerbi promette che la vicenda si chiuderà in fretta, tempi tecnici permettendo, dice: a breve Benito Mussolini non sarà più cittadino onorario di Valdagno. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 24 marzo 2022, la prima notizia del giorno l'abbiamo letta sulle pagine del Corriere del Veneto di oggi, un articolo di Ilenia Litturi. E un'altra notizia che troviamo invece tra le pagine dello stesso quotidiano locale riguarda il Covid. Ieri proprio su questo podcast parlavamo di una quinta ondata annunciata da alcuni scienziati, ma anche dal presidente della giunta regionale del Veneto, Luca Zaia, che ieri appunto parlava in questi termini, quindi di quinta ondata, a proposito della nuova crescita di contagi e anche di ricoveri da coronavirus non solo in Veneto. Ebbene, quindi ieri si parlava di quinta ondata e anche c'era un'intervista di Andrea Crisanti, direttore della microbiologia dell'Università di Padova, che diceva sostanzialmente che nonostante appunto la crescita dei contagi, le misure restrittive rispetto al virus non sono più motivate e vanno superate. Sostanzialmente diceva stop alle mascherine e adesso si riapra tutto. Diceva anche le quarte dosi soltanto ad anziani e fragili. Ma perché ne parlo anche stamattina? Perché invece sulle pagine del quotidiano del Corriere del Veneto troviamo un'intervista invece al professor Francesco Pregliasco, che dice, questo è il titolo: Covid, non c'è la quinta ondata, ma il lassismo agevola i contagi. E quindi, dice Pregliasco, ci vuole gradualità nel togliere le misure, il 5% è reinfettato dal virus. Chi è Francesco Pregliasco? Il direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Bologna, è inoltre professore associato di igiene generale applicata nella sezione di virologia del Dipartimento Scienze Biomediche per la Salute all'Università degli Studi di Milano ed è anche componente del CNEL e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Insomma, una tesi sostanzialmente opposta a quella di Crisanti. Intanto dice appunto Pregliasco non c'è la quinta ondata, ma soprattutto invita alla gradualità nel togliere le misure restrittive, le misure di contrasto al coronavirus, e parla proprio di un lassismo che agevolerebbe i contagi, mentre ieri Crisanti diceva sostanzialmente il contrario, ovvero con una diffusione del virus così elevata tenere la mascherina al chiuso sostanzialmente non serve più a nulla. La previsione di Pregliasco è che ad autunno il Covid ruberà posto all'influenza, avremo da 5.000 a 100.000 contagi al giorno, una forbice piuttosto ampia, e del resto abbiamo visto che nel corso di questa pandemia è stato molto difficile trovare delle previsioni che poi si sono rivelate azzeccate e certe. Insomma, questo era per dare un secondo parere rispetto all'andamento della pandemia da coronavirus, che mi è sembrato veramente agli antipodi rispetto a quello che abbiamo letto ieri. Proseguiamo con un'altra notizia. Sfruttata nello studio di architettura, verrà risarcita con 142.000 euro. È la storia di una professionista precaria trevigiana che ha vinto appunto anche in Corte d'Appello una sentenza, insomma, che ha confermato quanto ottenuto in primo grado nel 2018 dal Tribunale di Treviso, quindi un risarcimento di 142.000 euro per il lavoro svolto come collaboratrice con partita IVA all'interno di uno studio blasonato di architettura moglianese tra il 2009 e il 2012. Il titolare dello studio aveva ricorso in appello, ma di nuovo la sentenza che dà ragione alla professionista moglianese
appunto protagonista di questo contenzioso, che quindi è stata effettivamente sfruttata da questo studio di architettura. 4.300 le ore di lavoro svolto per lo studio, nel quale ha prestato servizio per circa 3 anni, e che ora dovranno essere pagate ottemperando alla tariffa prevista per legge dall'Ordine degli Architetti, al quale appunto la precaria trevigiana è regolarmente iscritta. Quindi nel quantificare la somma dei 142.000 euro è stata applicata la tariffa dell'ordine. Non ci sarebbe nulla di straordinario in questa notizia, nel senso che parliamo semplicemente di una persona, una donna in questo caso, che verrà pagata per il suo lavoro, ma evidentemente al giorno d'oggi anche questa è una notizia, e per arrivare a questo punto serve addirittura l'intervento di un tribunale, anzi non soltanto di un tribunale, ma di ben 2 gradi di giudizio. E insomma, tutto è bene quello che finisce bene in questo caso. Naturalmente non tutti i precari se la sentono di affrontare un percorso giudiziario di questo tipo per vedere riconosciuti i propri diritti. Molti non possono nemmeno permetterselo, ovviamente gli avvocati hanno un costo. Ebbene, in ogni caso è una buona notizia questo risarcimento di 142.000 euro a favore di una professionista precaria trevigiana, un'architetta, che appunto verrà semplicemente pagata il giusto. L'ultima notizia di oggi riguarda invece la siccità. Torniamo a parlare di questo, ma in particolare dell'allarme incendio. Ieri ce ne sono stati ben 6 in Veneto, 6 incendi in un giorno tra Belluno, Vicenza, Venezia e Verona, centinaia di uomini impegnati sul fronte delle fiamme, elicotteri e 3 Canadair in volo per ore. Leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi: a fuoco le montagne bellunesi, roghi anche a Vicenza e Venezia, questo è il titolo. E naturalmente la siccità agevola le fiamme, bruciate decine di ettari, un lavoro incessante quello appunto dei pompieri, decine gli uomini impegnati. Nel Vicentino scatta la caccia al piromane. Il punto della situazione, il contesto più grave riguarda Belluno, specie per il rogo che si è sviluppato sul monte Serva. L'area che è appunto assai impervia rende difficoltose le operazioni di spegnimento, per le quali anche oggi sarà necessario l'impiego di elicotteri e Canadair che non possono uscire durante la notte. Spente invece le fiamme a Venezia e in Lessinia, nel Veronese, dove si indaga per accertare le responsabilità del nuovo incendio sul monte Summano. A Piovene Rocchette invece, qui è quasi certa l'origine dolosa dell'incendio, al punto da spingere il sindaco appunto del comune a parlare di criminali. La notizia anche sul Gazzettino di oggi, dove si legge: Veneto, 60 comuni a rischio incendio, in Friuli sono vietati i fuochi. C'è uno specchietto anche sulla situazione critica per il fiume Po. Le previsioni a medio termine non annunciano ancora pioggia, quindi prosegue l'allerta incendio, l'allerta siccità, che ha le dimensioni ormai di una vera e propria emergenza, dal momento che le precipitazioni in quest'anno, in questo primo scorcio di 2022, sono calate del 50%. Ecco, per oggi è veramente tutto. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto. A tutte e tutti voi una buona giornata.